Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Pillole di Napoletano. Chiudiamo questo 2018 con una pillola riguardante le tradizioni di Capodanno a Napoli. Al di là dei tradizionali fuochi artificiali, ci sono alcune tradizioni che si rispettano a tavola e durante la serata. A tavola principalmente la cena è di pesce, ma è tradizione avere sul tavolo un cotechino con delle lenticchie. Soprattutto le lenticchie sono importanti perché simboleggiano i soldi. Per quanto riguarda invece il resto del cibo, sulla frutta soprattutto porta bene mangiare melograno o degli acini d'uva. Melograno perché indica l'abbondanza, così come gli acini d'uva, ma soprattutto gli acini d'uva devono essere 12, uno per ogni rintocco dell'orologio di mezzanotte che dà l'inizio all'anno nuovo. Altra tradizione è quella di gettare dalla finestra dei cocci rotti che rappresentano le cose che ci lasciamo dietro o dell'acqua che rappresenta le lacrime che abbiamo versato durante l'anno. Un'altra tradizione molto particolare è quella di intingere un dito nello spumante e passarselo dietro l'orecchio. È un gesto giaculatorio che porta buona fortuna. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato in tutto questo 2018 e come si dice a Napoli questa volta vi auguro buona fine e buon principio. Ciao Brim!